Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendore Veneziano. E chi c'è oltre al Cume? Chi c'è? Ecco, comincia. Benissimo, benissimo. Dobbiamo migliorare l'intro, però secondo me ci sta, dai. Oh, allora, come ti chiami? Allora, io sono Vito125 e faccio anche un canale dove faccio abbastanza tanti simulatori, anzi faccio un po' di tutto perché comunque mi piace giocare. E niente, abbiamo deciso di fare un farming insieme, visto che Commento Veneziano non ha mai portato farming, e farming in multiplayer può essere veramente bello. Eh sì, infatti, no, io non l'ho mai fatto sul canale, no? E devo ringraziare anche Mito intanto subito per il tutorial che mi ha fatto in tempo reale su Airbus X, veramente, perché avevo comprato quel DLC ancora un anno fa, non l'avevo mai usato e grazie a Mito sono riuscito a fare i primi voli, dai, ma Se com'è? posso condividere, allora io direi di iniziare col campo 19. Tu sali nel mezzo. Ok, allora ragazzi, qua veramente devo riprendere un po' la mano, quindi se faccio cagate chiedo perdono. Ok, avvia perfetto. Qua forse bisogna far così. Aspetta che io sto avendo problemi con il... Ok. con tutto quanto, ma arrivo, non ti preoccupare. Ok, io ci sono. Va bene. Accendiamo questa qua. I tasti, vabbè, tanto li vedi, sono sulla sinistra, quindi... Sì, perfetto. Non mi ricordo per vedere dall'abitacolo come si fa. Lo zoom è con la rotellina. Ah, dall'abitacolo? C. C. Ok. Ok, io sono alla tua sinistra, sto calpestando il grano. Se mi apri il... Ok, perfetto, eccolo qua, Mito. Buono. Se mi apri il tuo vicino, io intanto inizio a prenderti la raccolta. E il tuo vicino si apre con l'O. Sì, con O. No, io non mi ricordo niente, quindi te la devi cavare da sola. Ok. Vai da solo e puoi andare avanti, tanto cerchiamo di fare un lavoro bene. Andiamo dritti. Tu vai dritto, io ti sto vicino, non ti preoccupare. Ok. Tanto tu puoi andare massimo a 10, io invece posso andare anche più veloce. Cioè ragazzi, vogliamo creare veramente la fattoria più incredibile della storia, fare i big money, veramente, speriamo. Sì. Se non fallisce dopo 2 giorni. Sì. Quindi ci sta, io mi sposto così non ti do fastidio. Non ti preoccupare pure che cade per terra, tanto non è vero che cade per terra. Ah, ok, perfetto, perché non voglio già perdere soldi, cioè veramente. Sì, vabbè, hai lasciato quella piccola striscettina lì fantastica. Vabbè, dopo sistemiamo il tutto, non preoccuparti. Ma non lasciare righe. Vieni più vicino. Iniziamo bene, dai. Vabbè, ma allora io di solito quando giocavo, prima facevo così un po' alla cacchio, e dopo andavo a riordinare e prendere tutto. Di solito facevo così io. Quindi tu quando di solito vedi qualcuno nei campi che lavora, prima passa la cazzo e poi fa le Bravissimo, No, assolutamente. Io abito a Bologna, in Emilia si lavora in modo diverso. Ok. Dobbiamo lavorare anche in quel modo. Non è che dobbiamo rispettare le regole. Ma sì. Insomma, ti sto sempre dietro, quindi non ti preoccupare, non ti dovrei investire. Ma ok. Non succede niente. Adesso qua ragazzi stiamo prendendo il grano, così poi abbiamo un po' di soldini che siamo per poco ammazzo Mito, bene. No, non ti preoccupare, tanto non ci sono i danni. Il bello di questo gioco è che non ci sono i danni. Ah, meno male, visto che io ho distrutto qualsiasi cosa nella mia vita. L'unica cosa che può succedere è perdere i soldi. Abbiamo solo 11.000 euro, sì, sono euro. Ok, ma tu hai soldi? A me da zero però hai di soldi. Sì, perché il server ce l'ho io e quindi... Ah, ok. Quindi ti dovrei pagare io a fine lavori, ma ovviamente non ti pago. Ah, grazie. Prego. Intanto abbasso un po' la velocità, perché sennò qui la velocità va... Aspetta un attimo, posso mettere un attimo pausa perché ho l'audio ho l'audio un po' alto. Aspetta un attimo. Però mi dà... Impostazioni. Allora, aspetta qua mi dà... Eccolo, no, perché veramente non scusate ragazzi, ma non sento, ho paura che magari... Impostazioni, volume... Proviamo così. A 0 ce l'ho. Proviamo così, perché cavolo. Ah, ok, già meglio, perfetto. Sì, se no veramente no, che magari dopo parliamo per il cavolo e non si sente niente. Già mi è successo parecchie volte. Sì, ed è brutto dover rifare sì, le cose. È abbastanza un Anche pacco. perché io sono dell'idea buona la prima, come viene. Sì. Cose troppo preparate non mi piacciono. Ragazzi, era da un bel po' che non andavo a fare un video, diciamo,
con un'altra persona dai tempi forse del Sub, del Piada e di Edward, ma parliamo veramente di secoli fa, cavolo. Io non ho mai fatto multiplayer con nessuno. Questa no, la prima no, è la seconda, però forse è la prima seria. Vogliamo fare un po' di multiplayer anche su Flight Simulator. Sì, sì, su Fly veramente sarebbe bellissimo fare proprio pilota e copilota. E devono un attimo organizzarci. Non è pilota e copilota, ma è pilota che vola e pilota che monitora. Quindi, però, poi di queste cose ne riparliamo. Ma sì, infatti. Facciamo lì dove uscire una serie seria. Sì. Cazzeggio puro. Certo che associare il Kumin su Fly con serietà, col giro del mondo che ho fatto, fa un po' ridere. Ci sono io, non ti preoccupare. No, anche perché tu dopo che hai giocato certo. Adesso che hai provato il Flight Simulator, quello lì, proprio simulator. Sì, no, infatti, adesso è che il discorso, per esempio, no, cioè che certe rotte chiaramente non le puoi fare con l'Airbus, ma hai bisogno del 737, però ho visto che il PMDG là e altre robe da imparare, quindi aspetterò un bel po' prima di prenderlo, perché sennò mi faccio confusione, ma quello è bello però. Con l'A321 puoi fare anche delle belle rotte. Sì, arrivi mi sembra al massimo 2500 miglia, miglia nautiche, 2000 mi sembra il massimo che puoi fare, dopo non vorrei dire cagate. Io non lo so, tanto io faccio solo voli corti perché non ho la pazienza di stare dietro. Lo so, anche io col tempo che ho non è facile. Io voglio fare, no, ma non ci starei neanche se avessi tutto il tempo libero, non lo farei mai un volo lungo. Ti scazza un po'? Sì, per me il volo corto è la cosa più bella, anche perché mi piacciono di più le operazioni a terra. Ho visto, sì. Cioè, nella realtà farei anche dei voli lunghi, perché sai, poi nella realtà viene l'hostess, ci sta... viene là, subito il porcellone di mito, arriva l'hostess. E ovviamente l'hostess è disponibile, cioè, se no non la faccio salire a bordo. È chiaro, hai ragione. Quello è l'assistente di cabina che deve assistere il comandante nelle sue imprese o cose del genere. Non faremo tagli in questa serie, cioè facciamo vedere tutto. Chiaro. Deve essere proprio fatta bene. Quindi all'inizio, cioè le idee ci sono di fare una cosa fatta bene e poi che andando avanti che si perde. Certo. Comunque devo dire che hanno migliorato tanto comunque farmi anche graficamente rispetto al 13, che ho giocato di più al 13, è migliorato molto secondo me anche graficamente. Sì, è migliorato tantissimo. Anche l'ottimizzazione. Certo. La silvicoltura, che è il taglio degli alberi, quelle cose là. Sì. Mi aspettavo qualcosina in più, cioè loro l'hanno presentata come la grandissima novità. Però, sì. Non so, sono rimasto un po' deluso. Dopo comunque mi farei vedere anche tu queste robe qua, perché non le ho mai fatte io degli alberi, dopo mi farei vedere tu come si fa, perché... perfetto. Gli alberi potevano lavorarci leggermente di più, poi lo facciamo, comunque con la silvicoltura si guadagna veramente tantissimo. Che qua va a far soldi, guarda che voglio un ingaggio alto, quindi devi pagarmi... I soldi stanno già arrivando, no? Anche perché abbiamo 11.000 euro e stiamo spendendo benzina e... a raffica. E stiamo spendendo anche il costo dei mezzi, perché i mezzi ogni giorno perdono... Ops. Mamma mia, per poco. Ma sono un professionista io. Sì, no, però ragazzi, io veramente io guardo spesso i video di Mito e quando veramente stai registrando, no? Sei tipo anche su Eurotrack e arriva la tua citazione massima, ci può stare, mi fai capottare. Cioè il tuo ci può stare mi fa troppo ridere. Meno male, perché io pensavo fosse il mio essere calabrese. Ogni tanto mi escono delle cose in calabrese che non dovrebbero uscirmi. Ci sta. La strada ci sta. Ufficiale che ti frena davanti. Cioè mi vedono e frenano davanti. Ma anche Eurotrack, ascoltami, io non ho mai provato il multiplayer di Eurotrack, com'è? No, neanche io, è troppo un casino. Sì. Provi a fare una ricerca dei video multiplayer e trovi gente messa di lato sulla strada che ti fa sbagliare. Ecco, perché io seguo molto Cacciar, si chiama, non so come cazzo, una roba, un nome tipo così, KACK qualcosa, e lui fa solo video di Eurotrack. E ho visto che è multiplayer, però anch'io ho visto un bordello di casino spaventoso. Incasinato. Anche perché secondo me alla SCS vogliono implementarlo speriamo, sarebbe stupendo. Tipo sarebbe bello poter fare il multiplayer, però io e te e le macchine del computer e basta. Per dire, sarebbe bello così secondo me.
Quello lì ci vorrebbe, sì, perché così hai un gruppo sicuro di persone che non Bra- fanno sfruttate e ti diverti. e più il Altrimenti computer. Certo, certo. ne basta uno che rovina tutto, rovina. Certo, sì, sì. No, ma già stanno facendo belle cose. Comunque, ho visto che hanno introdotto lo Steam Workshop dentro Beh, anche a sì, Eurotrack. Io gioco anche ad American Track. anch'io, In questo però momento devono dici, fare una cosa, secondo me. Devono fare una cosa per migliorare in maniera perfetta sia Eurotrack che American Track. E poi lo sanno che qua i miei iscritti, che io sono molto, cioè amo molto i dettagli, anche le stronzatine che però per me sono importanti. Cioè, se cominciano a mettere le stagioni, la neve, cioè già queste cose qua che tipo vai in Scandinavia e hai tipo tormenta di neve, che fai fatica a guidare il camion e tutto, sono chicche secondo me che vanno a migliorare tantissimo anche la giocabilità del gioco, questa capisci? cosa già l'hanno inserita non graficamente, perché non so se tu hai notato, ma non so da quanto non ci giochi, però hanno messo le gomme che hanno prestazioni diverse. Sì, lo Gomme so. classe A, B, C. Ok, però quanto bello, tipo non so, sei per esempio io con Eurotrack ho scaricato anche, io ho le mod della super mappa con la Spagna, l'Africa, Sì. ecco. Però per esempio in Scandinavia, che invece è quello un DLC ufficiale, cioè mettere anche il nebbione clamoroso con neve sui tornantini che cominci a slittare in maniera devastante, cioè secondo me serve una chicca incredibile, ecco, su un gioco. Quello serve secondo me, se tu metti le stagioni, anche in Le America. stagioni però io penso che su Eurotrack non le metteranno mai. Su Forse America invece sì, anch'io perché ho pensato America introduce nuovo. quando metteranno gli stati del nord, secondo me, perché li metteranno, io spero tutti su America, o quantomeno i più importanti. Secondo Sì, me secondo là, me li mettono. secondo me là dopo ci sarà la neve anche magari quei stati vicino al Canada e giù di là, spero, se no non lo so, guarda. Sì, anche perché quando metteranno quegli stati là, chissà se fanno anche il Canada, perché il Canada è bello, perché io non so se tu lo segui la serie TV, ma c'è Gli Eroi del Ghiaccio, è una serie Sì, TV. ogni tanto guardo qualcosa. Ecco, io la adoro quella serie TV, e quindi sarebbe bello fare quelle tratte lì, insomma, con quelle Assolutamente. tracciate. Sì, non lo so, speriamo bene. Io penso che su Eurotrack non possano fare No, niente, ormai è perché difficile, è ormai è uscito difficile. troppo tempo fa Sì. e anche se hanno detto che, non so se l'hai visto, fanno il DLC Francia, quindi Sì. non è che l'hanno lasciato No, lì no, a non metà. l'abbandona, no, ma sono bravi quelli della SCS, là, della La SO. SCS è veramente la miglior casa produttrice in questo momento perché segue il gioco, non l'abbandona mai. Ha fatto American Track, l'ha fatto intelligentemente. Qualcuno critica il fatto che hanno fatto solo la mappa piccolina. Ma no, ma no, hanno fatto bene invece così hanno Sì, potuto perché così i metterla. bug li risolvi e vai avanti. E soprattutto le città sono fatte bene, cioè è vero, è capito, tu vedi Las Vegas, sei a Las Vegas, vai a San Francisco, sei a San Francisco. Sì, È sì, è fatto importante. proprio da Dio. No, no, ma vedrai che secondo me in un anno ne metteranno tantissimi di stati, sì. Magari a pagamento, certi, perché è chiaro che non possono farli tutti gratis. Sì, sì, sicuramente a pagamento. Ma sì, ma noi abbiamo i big money, chi se ne frega, paghiamo tutto. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. No, Com- però non costano neanche tanti. E poi non è un DLC, quello dell'SCS, che ti aggiunge piccole cose. no, infatti. Io ho visto DLC solo per un'auto o per un'arma. Ecco, quelli là mi danno fastidio. Però Beh, quando poi mi inserisci una bella città, una bella zona di mappa, guarda, ci può stare. pensiamo anche solo anche Flight Simulator, cioè io ho pagato tanto per carità, ma anche un aeroporto 30 euro non è poco, cioè, No, è tantissimo. eh, Infatti io per questo il mio Flight Simulator è volato puro così, perché non è possibile spendere 30 euro per un aeroporto. lo so, Cioè, lo può essere so, il miglior aeroporto del mondo, però cioè, hai può essere anche ragione. sviluppato benissimo, ma 30 euro, cioè L'Aerosoft si fa pagare tanto, purtroppo è i così. prodotti Aerosoft è già cioè sono già di un livello superiore, ma io ho visto anche prodotti fatti male, che costano così tanto. Sì, sì, assolutamente, no, no, è vero, assolutamente, sì, sì, Sai, dovresti fare la distinzione, tipo su Eurotrack, il DLC Scandinavia li vale i soldi. Il assolutamente. Going East, che è quello che mette la Russia, se devo scegliere prenderei più lo Scandinavia che quello lì, perché quello lì Concordo, non hanno assolutamente. aggiunto così tanto. Quindi invece lo Scandinavia è veramente stato Sì, è bellissimo. Io adesso sto fantastico. facendo tutti i viaggi in Scandinavia prima che esca la Francia, voglio finire la penisola scandinava, che ricordiamo sembra un pene afflosciato, ma è fatta così, è fatta. Cioè, se tu la guardi è quella, a grandi linee, non proprio in quel modo, meno male. Ascoltami, parlando di cose serie di lavoro qua, riusciamo a caricare tutto secondo te o no? Caricare Sul... tutto.
Cioè, mettere tutto quanto il grano sul contenitore. Dai. Dai, Penso di così. sì. Io sono al Boh, 75%, quindi dovrei boh, farcela. perfetto. Peraltro io metto ogni volta che ti seguo, io non so se tu lo sai, se tu metti il Cruise Control a 10, Sì, vai alla stessa velocità, quindi usi i tasti 1 e 2 sul trattore, vai alla stessa velocità della trebbia e non c'hai bisogno di fare avanti e indietro con ok. WS, Ma, W. ma sai che io ho provato a usare il volante e non mi va? Mi dà problemi. Secondo me i giochi fatti così non sono da giocare col volante. Eh, Molti giocano farming con il volante, ma secondo me non è un simulatore di guida. concordo molto perché... Assolutamente come un simulatore di guida, è tipo snaturare il gioco. Tante volte mi chiedono anche Bus Simulator. No, io uso il volante là, però sì, vai scomodo, mamma mia, per poco ammazzavo Mito. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Grazie che mi ha fatto fare manovra. Anche su Bus io non lo uso il volante perché Ho visto, sì. mi sembra di snaturare il gioco. Il gioco non è un simulatore di guida, ma è un Ecco, per simulatore esempio, anche Bus Simulator. Nella gestione è veramente fatto bene, è molto molto carino. Purtroppo pecca bene nella giocabilità, nel senso è molto arcade e nella grafica, cazzo, non mi puoi fare la pioggia e dopo le gocce non vanno cioè vaffanculo, non può esistere una roba del genere. Cioè io poi che sono un drogato di grafica non l'accetto, mi dà perché l'hai fastidio. giocato secondo me nel modo sbagliato. Se tu lo giocavi come simulatore gestionale, manageriale, Lo so. ti piacerebbe di più, ti piacerebbe. Però cioè ste chicche per me sono fondamentali, cioè non ci posso fare niente, io ho bisogno anche di una grafica decente. Però per carità non è male, non è male, solo ci gioco tutto quanto. Però secondo me io spero nelle mod e magari di fare delle mod fantastiche e di migliorare la grafica in maniera totale, perché Io sono comunque... così pigro che quando gioco non setto neanche la grafica dei giochi. Cioè, Ecco. la tengo, sono troppo pigro. E Guarda che... non sto a guardare lì la grafica, il pelo. Cioè, ovviamente quando vedi un bel gioco lo riconosco. Cioè, Certo. Guarda che bella... sarebbe da provare OMSI 2. Io ce l'ho, ma è ottimizzato malissimo. Io quello che mi ferma, che è ottimizzato proprio. Una roba spaventosa. Cioè, sul mio computer, cazzo, che è una bestia, vado malissimo. Ok. Allora, no, ok, niente, andiamo a recuperare quell'altro pochino. Ah, ok, va bene. Se tu spegni la lama, vai più forte. Sì. Con la B si spegne. Fatto. Poi Guarda che lavoro, ragazzi. Qua veramente la... Sì, Cioè sarebbe anche da raccogliere, fare le balle di fieno, però per il momento ce ne freghiamo. Ma sì. Allora, cominciamo da quella. Ok. Ripremi B e si abbassa da sola. Sì, perfetto. Tieniti un po' più largo perché non ci sto. Vai, Mito. Vai un po' più in là. Non vedo niente, c'ho l'albero che mi capisce la visuale. Ok, l'albero è fatto... No, gli alberi sono veramente... Cioè, io mi aspettavo qualcosa di più dagli alberi di farming. Ma se tu noti, comunque, adesso anche per esempio di grafica, no? Parlando di grafica anche normale, gli alberi sono una delle cose più difficili da fare, sono sempre fatti malissimo, secondo me. Secondo me. Allora, secondo me ci fermiamo qui. Se tu premi, scendi da questa trebbia. Da questa cagata, ok, boh, eccolo qua, ciao stronzo. Ok, vai a scaricare questo, va? Visto che è il video tuo, tu lavori e io... E tu non fai un cazzo, tu prendi i soldi e basta, vaffanculo. Dove devo andare? Non mi ricordo più però. Seguimi. Ok. Da questa parte. Anche perché questa qui è la mappa Snosnovka, quella nuova. Non l'ho mai fatta io. Attenzione. Aspetta che parcheggio questa qui, benissimo, parcheggio perfetto. E da questa parte devi salire. Guarda che bello che mito, guardatelo. Guarda come saltello. Devi salire di qua e qui lo scarico. Allora. Qui c'è lo scarico. Aspetta, no, devi salire sulla rampa. Ecco, è perché sono con la visuale interna, non ho visto un cazzo. No, io uso sempre quella esterna, divento matto con quella esterna. Sali sulla rampa, poi vedi che quando arrivi là ti dice di premere Q. Tu premi Q e... Qua mi dice anche questo sì serve per conservare i tuoi prodotti, ok. Vabbè. Penso sia questo, Come? Se ti dice di premere Q. Sì, perfetto. Premi Q, guarda che sta scaricando. Io sono qui che... Cavolo, sono bloccato, no, ok. Ma i soldi stanno arrivando, ti stanno arrivando i soldi? No, perché comunque non lo vendiamo adesso. Ah, ok.
adesso lo mettiamo da parte, poi quando ci fanno la grande richiesta di qualcosa lo andiamo a vendere. Quindi Va quando poi bene. faranno le grandi richieste faremo tutta la vendita e Vabbè, facciamo poi mi tutto. spieghi come ti fanno le richieste perché non mi ricordo più ste robe, non me le ricordo A un più. certo punto ti esce scritto qualcosa tipo il mulino vuole il grano, grande richiesta, te lo paga tipo una volta e mezzo in più. Ma dove è scritto? Sul computerino? Se tu Dove? premi la I, Ok. c'è scritto panoramica, vai a destra di due, c'è scritto magazzino prezzi. Ti dice quanto frumento abbiamo, quanta colza, orzo, mais, patate, Sì, bavaglio, perfetto, perfetto. e poi ci sono i vari prezzi. Ok, Se perfetto. tu vai, per esempio, il forno paga 1369 per il frumento, il montacarichi cereali paga 1300. Sì, sì, ho capito. Quindi noi poi dobbiamo aspettare la grande richiesta e poi ci vendiamo tutto. Cioè, sul fatto dei soldi non ti preoccupare, tanto poi esistono le mod per prendersi i soldi Ah, e... ok, ok, va bene. No, inizialmente non vogliamo barare, poi andando Poi avanti. vediamo. Va bene, ok, allora ascolta, possiamo chiudere qua questo video allora. Sì, dai. Buon, perfetto, questo diciamo è una puntata pilota, diciamo, dove abbiamo spiegato un attimo quello che vogliamo fare. Vediamo un Sì, po'. faremo una puntata sul tuo canale, una Infatti la prossima video. puntata sarà sul canale di Mito 125. E niente ragazzi, un salutone dal Comendone veneziano e dal buon Ah, Mito. Ok, che il Mito ci saluta, guardatelo qua, molto sexy qua davanti, perfetto. E niente fioi. Un salutone dal Comendone veneziano. Ciao!